La macchina accende nuovamente le luci e quindi si chiude questa serata al Savio con un miglio per 4 anni. Vediamo, c'erano problemi ancora per Belle Époque. Ora tutto pronto. Lo schieramento: 1 Brigidella, 2 Brio Gual, 3 Bella Bale, 4 Bumpit of West, 5 Bruno, 6 Brunello Grimm in seconda linea, 7 Belle Époque, 8 Brothers, 9 Bugie d'amore. Favorito Brio Gual, numero 2 Paolo Leoni. Alternativa principale è Bumpit of West. Stacco della macchina, in partenza c'è lotta con Bumpit of West che va ad impegnare Bella Bale, più indietro c'è Brio Gual, poi Brigidella, via via gli altri. Insiste Bumpit of West su Bella Bale, attacca e dopo 200 metri ottiene strada per passare a condurre, ma sposta subito Brio Gual, che va a chiedere, probabilmente a ottenere strada da Bumpit of West. Lo scatto deciso di Brio Gual che passa a condurre in 400 metri in 29,5. Seconda posizione per Bumpit of West, in terza c'è Bella Bale, poi più indietro Brigidella che cerca di numero rinvenire. 9 Bugia d'amore. La squalifica invece per Bugia d'amore. Completamento dei 600 in 44,4. Vantaggio Brio Gual davanti a Bumpit of West, terza posizione per Bella Bale, poi Brigidella che avanza all'esterno per anticipare la progressione di Brunello Grimm. Intanto 59,5 il passaggio agli 800 con Brio Gual che si mantiene in vantaggio nei confronti di Bumpit of West, all'esterno Brigidella, chilometro che il leader percorre in 1:15,3. Seconda posizione per Bumpit of West, mentre Brigidella si impegna a lato di Bella Bale. Arriva il paletto dei 400 metri conclusivi, il parziale in 14,5 per Brio Gual, inseguito da Bumpit of West e da Brigidella. Completamento della piegata per il leader Brio Gual, che entra nettamente in testa in addirittura d'arrivo. Ultimi 100 metri di gara con Brio Gual che nel finale sfugge agevolmente agli avversari per il quarto successo a seguire. Brio Gual, secondo posto per Bumpit of West, al terzo finisce Brigidella. 1:14,6 il ragguaglio conclusivo, 29,4 a chiudere per Brio Gual. Paolo Leoni in sediole al training. Poker per questo cavallo letteralmente trasformato da Paolo Leoni. E sesto successo in 11 uscite, le ultime 11 ovviamente. Chiude quindi la serata Brio Gual in bellezza, Paolo Leoni a segno, la quota di 1,91 al totalizzatore. È tutto per questa serata di corse, l'appuntamento è per venerdì.